Ci troviamo a Santa Caterina da Siena a Napoli, dal 1997 il quartier generale della Fondazione Pietà dei Turchini, luogo che negli anni ha accolto concerti, manifestazioni musicali, spettacoli, ma anche conferenze, convegni scientifici, seminari, incontri. Tutto questo ha generato nel 2003 la nascita della Turchini Edizioni, che ha prodotto 3 collane editoriali, una dedicata alla storia della musica a Napoli dal 500 al 900 e proprio sul volume ultimo pubblicato dalla Turchini Edizioni, quello dedicato al 600, abbiamo immaginato di proporvi 5 appuntamenti di cui vi parleranno i curatori del volume, Francesco Cotticelli e Paolo Giovanni Maione. Il progetto editoriale della storia della musica e dello spettacolo a Napoli si articola in più volumi. È già uscito il volume sul 700 qualche anno fa ed ora invece è pronto e è andato alle stampe il volume sul 600. Sono 2 volumi molto articolati e si avvalgono della prefazione di Aldo Masullo, forse l'ultimo scritto del grande filosofo, il quale dà una visione del 600 straordinaria, quasi è un prologo a tutto ciò che poi incontrerà il lettore in questa lunga avventura messa su da un numero cospicuo di studiosi. E su tutto ciò che contiene questo volume ci parleranno gli stessi contributori in questi 5 incontri che saranno diretti da Anthony Del Donna, da Aurelio Musi, da Raffaele Mellace, da Angela Romagnoli e da Pier Mario Vescovo. Godiamoci allora queste conversazioni tra amici e colleghi sui temi del libro, dalla politica alla società, al teatro, alla musica, a tutte le forme che hanno caratterizzato la straordinaria esperienza del Seicento napoletano, che è un'epoca inimitabile, e ci piace pensare che questo sia un tributo a una stagione che ancora oggi è motivo di approfondimento e di viva ispirazione. Benvenuti a questo incontro che prosegue le conversazioni sul 600 napoletano in occasione dell'uscita di 2 poderosi volumi curati dalla Fondazione Pietà dei Turchini. Abbiamo gli autori di 4 saggi importanti che ci permetteranno di entrare nel mondo, da un lato, della musica vocale, quella che normalmente chiamiamo la musica vocale profana in varie sue articolazioni, e dall'altro invece nella musica sacra napoletana del 600, che è un asse portante anche di importanza direi assoluta proprio del panorama musicale del periodo e della città, ma non solo della città. Abbiamo con noi Teresa Gialdroni, Alberto Mammarella, Cesare Corsi, Paolo Sullo, li ho dati così in ordine un po' sparso, che ci aiuteranno a entrare nella grande messe, nella grande ricchezza di questi ambiti della musica napoletana del 600. Allora, per diciamo solidarietà di genere, chiederei magari per prima a Teresa Gialdroni di intervenire, che ha affrontato appunto il tema grande e che offre anche molti spunti di contatto con gli altri temi, che è quello della cantata napoletana del 600. Ora, Teresa, noi siamo molto più abituati forse ad avere a che fare con la cantata del 700, sia napoletana sia non napoletana. Diciamo che anche magari complice, adesso cito proprio il grandissimo Handel, che è stato anche a Napoli, c'è anche un'eco mediatica maggiore sulla musica del primo 700 rispetto a quella del 600. Tu però nel tuo saggio hai messo in luce una messe considerevole di tematiche di estremo interesse, che vanno da questioni di ordine formale che permettono, cioè, di seguire il cammino di questo genere, questioni che riguardano i rapporti con altri centri, una serie di tematiche di cui poi magari parleremo ordinatamente. Se vuoi darci per ora un primo panorama sul tuo saggio e su questo tema così centrale. Grazie Angela per questa introduzione che è entrata già nel vivo
della discussione. Nell'affrontare questo problema, la cantata a Napoli, appunto, ho incontrato più problemi e forse ho dato anche poche soluzioni. Ecco, più che altro il mio saggio è un mettere sul tavolo tutti i problemi connessi alla cantata a Napoli nel Seicento. Beh, si era da riempire una lacuna storiografica enorme, perché noi sappiamo tutti che quando si parla di cantata si dice sempre la storia della cantata inizia a Venezia all'inizio degli anni 20 del Seicento, poi migra a Roma e alla fine arriva a Napoli nel Settecento in epoca scarlattiana. Scarlatti rappresenta proprio l'enorme corpus di cantate di Scarlatti, rappresenta proprio quasi l'inizio della storia della cantata a Napoli. Niente di più falso, anche questa divisione geografica, cioè, secondo me presenta dei problemi, perché in questo modo si ignora una considerevole fetta di repertorio di qualche cosa che è difficile anche definire cantata. E perché questo è uno dei problemi. Che cos'è la cantata? Perché noi siamo abituati a considerare la cantata una successione di recitativi e arie, no? Va bene, ma questa è la codificazione settecentesca. La cantata nel Seicento, a tutte le latitudini, è qualcosa di molto più vario, qualcosa che sfugge anche a una classificazione ben precisa, e quindi è un repertorio, e quello che noi troviamo a Napoli è ancora più controverso. I problemi sono tantissimi, adesso cerco di sintetizzare. Il problema fondamentale è questo, che la cantata, non solo a Napoli ma dappertutto, è un genere eminentemente privato. Come tale presenta tutte quelle difficoltà di approccio che ha un genere privato, quindi non abbiamo tutto quello che abbiamo per esempio per l'opera, cronache, libretti a stampa, corrispondenze, una quantità enorme di materiali che ci aiutano a contestualizzare il genere pubblico. Il genere privato soffre di questa mancanza, e quindi abbiamo le fonti sono che dobbiamo imparare a interrogare, perché sono le fonti che ci dicono, che ci parlano, che ci dicono tante cose, sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista dei contenuti. Però a Napoli, mentre per esempio il repertorio cantatistico a Roma è abbastanza, diciamo, facile da interrogare, perché abbiamo gli archivi privati, gli archivi delle famiglie, Napoli questo manca, almeno fino adesso non sono venuti alla luce considerevoli archivi di famiglie napoletane, e quindi il problema è questo: noi abbiamo le fonti e poche altre indicazioni. Quindi questo essere un genere privato rende ancora più difficile l'indagine su questo repertorio. Ecco, io scusami Teresa, adesso ti interromperei perché proprio a partire dall'idea del genere privato mi aggancerei a quelli che sono gli altri due contributi che insistono sulla musica, diciamo, da camera profana, e che in qualche maniera, anche se non sempre, vedremo che ci sono delle eccezioni, sono destinati pure a un consumo piuttosto privato, e in primis forse proprio il madrigale, che poi sappiamo proprio tra fine Cinquecento e inizi del Seicento avere un ruolo anche poi nello sviluppo dei generi cantatistici. Quindi chiederei a Paolo Sullo se può farci una sintesi, anche lui rapida, di quelle che sono le linee generali del suo contributo, poi magari in seguito rientreremo su qualche dettaglio rispetto appunto a questo consumo di musica in ambiente privato, e segnatamente il madrigale a Napoli, che è un altro capitolo che rischia di rimanere un pochino in ombra rispetto alla produzione madrigalistica nei grossi centri, Ferrara, Mantova, eccetera. E la sua indagine invece porta alla definizione di un ambiente molto vivace anche da questo punto di vista a Napoli. Grazie a tutti per avermi invitato. Allora, innanzitutto il madrigale a Napoli nel mio saggio viene introdotto sulla scia del rapporto che ha con la produzione nazionale, cioè quando si colloca
quando nasce il madrigale a Napoli, e il risultato dell'indagine vede un madrigale che fiorisce soprattutto negli anni '80, quindi già quando in Italia si era in una fase abbastanza avanzata del genere, nonostante a Napoli ci fossero degli esempi di produzione madrigalistica già negli anni 40 del Cinquecento. Certamente un tema importante del saggio è quello della figura di Gesualdo da Venosa, quindi subito tiro in ballo questo grandissimo nome che significa tanto per noi studiosi, ma anche per tanti ascoltatori. Ecco che il saggio, facendo i conti con questa figura così ingombrante e interessante di Gesualdo da Venosa, cerca di collocarlo in una dimensione più ampia, quindi non solo la sua produzione, ma la produzione che ha influenzato Gesualdo da Venosa e che a sua volta ha influenzato produzioni altrui, e non solo. Insomma, si cerca di collocare la figura di Gesualdo da Venosa in un ambito più lato, cercando di offrire ai lettori anche tanti altri nomi e tanti altri possibili ascolti. Ecco, grazie. Qual è l'ambiente che produce il madrigale dal punto di vista, diciamo, sociale? Il madrigale possiamo veramente considerarlo come una composizione che si sviluppa in un ambito, diciamo, familiare, oppure accademico, oppure di piccola corte, eccetera, o ha una dimensione più ampia? Chi sono gli autori? Sono sempre professionisti? Sono anche dilettanti? Questo potrebbe essere interessante. Sì, sicuramente. Negli anni '90, dove si vede la produzione di Gesualdo da Venosa, sicuramente l'ambiente è quello aristocratico. Quello aristocratico perché i madrigali sono prodotti da e per degli aristocratici. Successivamente invece si diffonde il genere in vari ambiti sociali. Sicuramente poi la produzione più tarda di Gesualdo da Venosa, così ricca anche in maniera contrappuntistica, riveste anche una grande importanza didattica. Quindi è interessante comprendere anche il linguaggio di Gesualdo, così legato al celebre cromatismo, e come nella didattica il madrigale, non solo grazie a Gesualdo, ma anche grazie ad altri compositori come Pietro Vinci, mutua e porta a Napoli un linguaggio contrappuntistico molto evoluto, che poi tanto ha condizionato anche la ricerca e la produzione musicale pure del Novecento. Grazie. Mi aggancerei adesso a questo discorso proprio del consumo e della produzione di madrigali in ambito, diciamo, aristocratico sostanzialmente, per arrivare al saggio di Cesare Corsi, che invece illustra un repertorio che noi siamo abituati a considerare così comunemente popolare, quello delle villanelle, delle canzonette, delle arie. E il saggio, devo dire, che mi ha molto incuriosita perché solleva un po' il velo su questo rapporto tra colto, popolare, un continuo andirivieni in realtà tra i due ambiti, con qualche sorpresa, per cui chiederei a Cesare Corsi adesso di magari partire proprio da questo tema che compare a più riprese nel suo scritto, per spiegarci un po' che rapporto c'è tra questo genere di repertorio e se è veramente un repertorio popolare, e anche magari appunto il repertorio che può essere quello del madrigale. Abbiamo delle analogie, che differenze ci sono, qual è la produzione e il consumo anche dal punto di vista sociale di questo repertorio. Gli ambiti evidentemente sono i medesimi, insomma, con forme di fruizione in realtà diversa. Il madrigale ha la tradizione napoletana dei dilettanti compositori, no? Dei nobili che si dedicano per diletto alla composizione musicale, una tradizione comune ovviamente ad altre corti italiane, ma che a Napoli ha un suo
suo andamento fuori dell'ordinario in qualche maniera, e che risale in realtà al Cinquecento, insomma, no? da Luigi Dentice, Fabrizio, e poi trova in Gesualdo naturalmente la figura straordinaria e più eminente. Nel caso delle canzonette, al contrario, noi assistiamo a un fenomeno contrario, cioè non abbiamo l'apporto, diciamo, dei nobili dilettanti, è molto poco presente. In realtà ed è un esercizio di scrittura che è proprio, al quale si dedicano esclusivamente i musicisti di professione. Anche il rapporto proprio probabilmente al carattere dei generi musicali e alla loro utilizzazione. La Villanella naturalmente a Napoli è una storia straordinaria, no? Cioè la canzone villanesca nasce qui, nasce in realtà, compare improvvisamente durante il soggiorno di Carlo V a Napoli nel 1535 e poi si avvia ad una straordinaria fortuna che prima italiana e poi europea, che è un fenomeno che ci lascia in qualche maniera anche un po' sorpresi, no? Immaginare che un tipo di musica che ha una connotazione regionale in realtà così forte, sia dal punto di vista linguistico sia dal punto di vista musicale, può diventare poi una forma europea, insomma, di successo nazionale prima e poi europeo. La Villanella invece con cui abbiamo a che fare nel Seicento è un fenomeno sostanzialmente diverso, no? La canzone villanesca ha perso molti dei suoi tratti più rusticali in qualche maniera, più grotteschi e più comici, e si è levigata insomma in una forma italiana, no? A cominciare naturalmente dall'uso dei testi. L'aspetto un po' curioso è che contemporaneamente, diciamo, a questo fenomeno che avviene, come tutti sappiamo, insomma, negli ultimi decenni del Cinquecento e poi assume più evidenza, insomma, nella produzione di inizio Seicento di cui stiamo parlando, contemporaneamente a questo fenomeno avviene quello della mitizzazione, diciamo, di un'origine popolare della Villanella, che avviene in realtà nella letteratura in lingua napoletana che si forma negli ultimi decenni del Cinquecento e all'inizio del Seicento, cioè nelle opere di Cortese, di Sgruttendio, da Scafati, dello stesso Basile, no? In cui assistiamo, diciamo, a questo fenomeno, questa mitizzazione di una forma popolareggiante, in qualche modo, più che popolareggiante, che sarebbe comune a tutti i ceti sociali, che darebbe una specie di identità, diciamo, sociale dell'intera comunità, in qualche modo. Sì, che è insomma un modo anche di vedere poi la Villanella, che in qualche maniera è arrivato, no? È arrivato fino ai nostri giorni e che ancora oggi in qualche maniera prendiamo in considerazione il nostro modo di vedere questa musica. Infatti questo è un dato particolarmente interessante, proprio forse questa idea che l'elemento popolaresco sia così connotativo della realtà napoletana, e anche che proprio quel repertorio sia il popolare a Napoli, tant'è che anche nei recuperi moderni molto spesso viene preso, è proprio emblematico. Direi che questo è appunto uno degli aspetti che emerge dal saggio, che forse possono più interessare anche persone che non si occupino troppo da vicino della fase antica di questo genere, ma che magari l'abbiano vissuta recuperandola attraverso esperienze più dei nostri giorni. Grazie Cesare, poi ritorneremo sull'ambito delle villanelle e delle canzonette per altri temi che sono importanti e interessanti, e adesso passerei ad Alberto Mammarella, che ci ha fornito, prodotto, offerto nella miscellanea in realtà praticamente una monografia inserita in questi due
volumi di cospicuo peso editoriale, diciamo anche fisico, sulla musica sacra a Napoli, come dicevamo prima. Per certi versi il suo saggio percorre anche tante tematiche che abbiamo accennato qui nei nostri primi 3 interventi, perché la musica sacra è apparentata con le cantate, c'è tutto un repertorio di cantate sacre a cui Alberto Mammarella fa ovviamente riferimento, perché c'è comunque un tema di una certa specificità napoletana che può emergere, c'è comunque anche il tema dei mottetti che sappiamo sono comunque da sempre apparentati anche dal punto di vista compositivo ai madrigali, poi ci sarebbero anche i temi dei travestimenti, eccetera. Certo, il saggio è amplissimo, per cui adesso ridurlo in poche battute di intervento è certamente difficile. Quello che io ti volevo chiedere inizialmente è, dal momento che siamo tutti forse, anche per come si muove il mercato della produzione attuale, musicale, discografico, eccetera, eccetera, più abituati ad avere a che fare con una Napoli profana che con una Napoli sacra. Potresti forse proprio in 2 parole farci un panorama di quelle che erano le istituzioni della musica sacra a Napoli? Ci fai una piccola guida alla Napoli sacra dal punto di vista proprio anche degli edifici, delle istituzioni, dei luoghi della musica sacra a Napoli? Parlare di musica sacra è stato arduo ed è arduo, penso non solo per me, ma un po' per tutti, perché vuol dire mettersi di fronte ad una entità sfaccettata con 1000 risvolti e soprattutto con 1000 implicazioni, sacro profano, che si tornano a vicenda una sull'altra continuamente. Sostanzialmente abbiamo 2 grandi registi in questo grandissimo teatro che è la città di Napoli, è un teatro nel quale nasce tanto una processione sacra quanto profana, e sono un registro ecclesiastico che sono la Chiesa con i suoi ordini, con i suoi sacerdoti, con i suoi conventi, con le sue donne consacrate, e dall'altra parte il viceré con la sua corte. E si assiste a una doppia regia che sostanzialmente interagisce su questo versante in luoghi molto diversi, luoghi che sono i conservatori, ovvero i luoghi della formazione musicale, i 4 grandi conservatori, luoghi che sono le grandi cappelle, dalla Cappella Reale alla Cappella del Duomo, quella che poi sarà la Cappella del Tesoro di San Gennaro, le 2 grandi istituzioni dei grandi ordini che sono i teatini e i gesuiti, poi dopo qualche decennio anche i girolamini, e ancora l'Annunziata, Santa Maria la Nova. Ci sono un'infinità davvero di luoghi. Basta pensare ad uno dei tanti diari scritti dai viaggiatori, per esempio c'è un inglese che negli anni 30, tra il 30 e il 40, da uno spaccato in termini numerici, ci sono oltre 3.000 chiese a Napoli attive, e non c'è convento, non c'è chiesa che abbia un ecclesiastico in odore di santità, ci sono reliquie sparse dappertutto, riti che proliferano in modo abnorme. Pensate semplicemente al numero dei santi coprotettori di Napoli, che da 7 passa a circa una trentina, tutti raffigurati, per cui devozioni, sovraddevozioni, riti, riforma dei calendari liturgici. Davvero le occasioni per fare musica sacra non mancano assolutamente. E non mancano, dicevo, quindi né nelle istituzioni ecclesiastiche, tantomeno nella corte. Un esempio per tutti di scambio, di reciprocità. Ieri si è celebrata la messa in Cenadomi. Pensate che il viceré emulava quello che faceva il sacerdote lavando i piedi ad una serie di poveri nel suo palazzo reale, con conseguente musica evidentemente sacra. E la Chiesa prendeva modello alcune ritualità, alcuni gesti importanti della corte vicereale, per cui c'è questa grande sovrapposizione di idee, ma una sovrapposizione geniale che crea qualcosa di assolutamente nuovo. Purtroppo, ecco, c'è stato questo momento di silenzio grande sulla musica sacra napoletana, un silenzio evidentemente non voluto alla volontà degli studiosi, ma legato ad una serie di contingenze. La prima, l'inaccessibilità al grandissimo fondo, o meglio tesoro immenso, che è l'archivio musicale dei Girolamini. Io ho avuto una grazia, mi ritengo davvero graziato in questo, perché il compianto padre Ferrara mi ha dato per una serie di anni la possibilità, a partire dal mio dottorato di ricerca, di frequentarlo e di studiare lì dentro. Oggi sapete bene che l'accessibilità a quel luogo è limitatissima, sostanzialmente
questo momento è ancora tutelato dalla giustizia italiana per le vicende tristi che l'hanno caratterizzato negli ultimi decenni, ma è la memoria storica soprattutto del Seicento e non solo del Seicento. Il mio contributo in questi 2 volumi è un tentativo di ricostruzione per quanto possibile. Siamo limitati in base alle fonti che abbiamo, a stampa ancor più quelle manoscritte, perché nella prima parte del Seicento sarebbe davvero interessante fare uno studio sistematico sul peso del repertorio che è trasmesso ancora in forma manoscritta rispetto a quella stampa, che evidentemente sarà predominante dal secondo, terzo decennio in poi del Seicento. E le forme sono molteplici. Si faceva prima riferimento alla cantata, ma sostanzialmente la cantata è uno degli aspetti della spettacolarità liturgica e paraliturgica. Bisogna metterla insieme all'oratorio, bisogna definire, come diceva bene la collega prima, cosa si intende per cantata e in fondo cosa si intende per oratorio. I limiti sono così sottili, così sovrapposti, che spesso è difficile distinguere una cantata da un oratorio, soprattutto in fase attiva, in alcuni decenni particolari del Seicento, così come il dramma sacro, l'opera sacra, l'opera geografica. E la cosa che emerge più forte, non solo dalla parte della musica sacra spettacolare, ma anche da un livello, diciamo, quotidiano alto, che è quello che comporta la creazione, la scrittura di messe e mottetti, che si affianca evidentemente a un livello più quotidiano, che è quello del cantopiano, che è vivissimo anche in termini di composizione di cantopiano, sia misurato, quindi fratto, che di tradizione antica, ci mostra che Napoli ha uno sguardo evidentemente proteso a Roma, uno sguardo proteso verso la Spagna per necessità politica, verso Venezia, ma anche una attività quasi, non dico frenetica, ma fortissima all'interno di generazione, di creazione, che lascia davvero sorpresi, fortemente sorpresi. È chiaro che ci sono le influenze romane e penso a Mach, che arriva da Roma e diventa il modello vero. Chiaramente Mach porta dietro la scrittura palestriniana, ma diventa il vero modello per i napoletani dal punto di vista di stile osservato. Ecco Alberto, io approfitterei di questo tuo riferimento a Roma, soprattutto del riferimento però alla rete di rapporti che emerge anche dall'indagine della musica sacra napoletana per riprendere il nostro giro, perché quello della diciamo dell'autonomia da un lato di Napoli, che indubitabilmente sviluppa comunque alcune sue proprietà, alcune sue caratteristiche, e però sempre in contatto strettissimo con altri centri, dove lo scambio sembra essere molto più fluido e anche molto più multidirezionale rispetto a quella che poteva essere una visione un pochino più tradizionale delle cose. Quindi ripartirei a questo punto con Teresa Gialdroni, che mette molto in evidenza per esempio il flusso continuo Roma-Napoli, uno dei tanti, ma forse quello più centrale dal punto di vista delle cantate. Ecco, puoi illustrarci un poco questo aspetto che sembra molto determinante nello sviluppo delle sorti cantatistiche a Napoli? Sì, anche è quello che porta a chiedersi se è giusto parlare di cantata a Napoli, parlare di cantata a Roma, parlare di cantata a Venezia, perché è tale lo scambio, la permeabilità fra un centro e l'altro, e questo abbiamo anche delle testimonianze, grazie anche agli studi di José María Domínguez, sono venuti alla luce anche dei carteggi fra famiglia, per esempio la famiglia Colonna di Roma e famiglie napoletane, con questo scambio, a volte degli scambi di tipo diplomatico si accompagnavano anche allo scambio di materiali musicali, perché a Napoli si volevano sentire le cose di Roma e a Roma si volevano sentire le cose di Napoli, c'era questa esterofilia, diciamo, anche in ambito musicale, quindi per vedere la novità, l'idea della novità di qualche cosa che veniva da fuori, ecco, e c'è proprio, è detto in maniera molto esplicita questo, vedi sentire qualche cosa che viene da fuori. Quindi questo, diciamo, questo è abbastanza testimoniato, ma intanto anche dalle fonti. Noi abbiamo diverse fonti a Napoli, nella biblioteca del Conservatorio San Pietro a Maiella, come sa bene il direttore della biblioteca, e ci sono fonti di cantate romane, ma anche di copisti napoletani, quindi venivano proprio acquisite
dall'ambiente napoletano. Un po' venivano portate da Roma, quindi sono mani romane, ma un po' anche mani napoletane, quindi venivano proprio copiate a Napoli. E sicuramente c'è stato anche questo flusso da Venezia. Vabbè, noi sappiamo benissimo qual è stato il flusso Venezia-Napoli per l'opera, è ampiamente così, però chiaramente questo però ecco, è meno testimoniato da fonti oggettive. Roma, ecco, questo scambio Roma-Napoli era assolutamente dato quasi, cioè, quasi una quotidianità proprio di scambio. Questo, se mi permetti Angela, mi allargo un po' su questa, da questo si può chiedere a questo punto qual è una specificità napoletana. Ecco, se mi posso permettere, ecco, volevo accennare a qualche cosa che poi in pratica si collega al quanto diceva il collega Corsi. Se dobbiamo parlare di una specificità napoletana, forse quella è l'interferenza di livello alto e livello basso. Cioè la cantata di per sé è un genere alto perché è destinato a un'elite, all'aristocrazia, temi e soggetti alti. Parliamo per esempio della quantità di lamenti della regina di Svezia, di Re Carlo d'Inghilterra, dei lamenti di personaggi della storia antica, tutto sia diciamo musicalmente, cioè è il luogo della sperimentazione musicale, ma anche nei contenuti. A Napoli, in una fetta di repertorio, troviamo questa interferenza fra popolare e livello al culto. Ci sono delle cantate, per esempio il lamento di Marinetta, famoso, quindi un genere iperaristocratico come il lamento dedicato alle regine, ai re, ai grandi eroi del passato, ecco, viene abbassato al livello di Marinetta, moglie di Masaniello, il abbastanza famoso lamento della moglie di Masaniello, e così come il lamento della regina di Svezia, che ha una cantata dello pseudo provenzale, attribuito a Provenzale, ma cioè, diciamo non ci sono prove decisive per questa attribuzione. Al posto abbiamo un recitativo drammatico del lamento della regina di Svezia, e al posto delle arie delle canzonette popolari. Tra l'altro, scusa Teresa, ma canzonette popolari che, come tu metti in bella evidenza, provengono da mondi molto differenti, quindi lo scambio anche qui è evidente tra culture di tipo diverso. Adesso, lasciando stare il problema dell'attribuzione che è spinoso, ma senz'altro i mondi popolari che si affacciano in questa cantata sono i più diversi. Non sono canzonetti popolari napoletane, sono canzonette popolari che vengono da ambienti totalmente diversi. Girometta viene da tutt'altro ambiente. Io mi sono giovata anzi che qui ringrazio dell'aiuto di un etnomusicologo, Raffaele Di Mauro, che mi ha aiutato moltissimo a individuare la provenienza, che è tutt'altro che napoletana, quindi c'è questa circolazione allargata anche all'elemento popolare. Ecco, grazie. Grazie Teresa, questo è senz'altro uno degli spunti più vivaci, più anche francamente divertenti, devo dire, di tutto il discorso sulla cantata, ma questo connubio, questa oscillazione tra colto popolare, che poi comunque è evidentemente reinserito con dei criteri solidi nel tessuto, e c'è un elemento di parodia che è evidentemente anche maneggiato molto bene. In qualche misura ritorna ancora, per esempio, in un particolare utilizzo della villanella, per tornare al saggio di Cesare Corsi, che
che colpisce forse un po', soprattutto se non si è troppo addentro rispetto a quelli che sono i variegati generi legati alla festa, alla danza, al ballo di corte, eccetera, eccetera, proprio di inizio Seicento, che è l'uso della villanella in quella che viene chiamata da Cesare Corsi, se non sbaglio, spettacolarità marittima, nel senso di queste belle manifestazioni anche dal punto di vista proprio spettacolare, piuttosto rilevanti, che sono specifiche napoletane, non fosse altro per l'elemento del mare, in cui la villanella e la canzonetta hanno un ruolo decisivo. Cesare, se ci vuoi parlare rapidamente un po' di questo, che è un elemento forse non così conosciuto ai più. Sì, in realtà dall'inizio del Seicento quello che si manifesta è un po' un'organizzazione di un'attività spettacolare, che è un'organizzazione anche della vita di corte, se vogliamo, quindi la fondazione di un calendario festivo, l'organizzazione di una vita di corte in cui avvengono appunto delle feste ordinarie, diciamo così, straordinari in rapporto a degli eventi straordinari, insomma, a delle visite. E all'interno di questo calendario sicuramente un posto importante hanno gli Spassi di Posillipo, che in realtà insomma hanno una fondazione un po' precedente. Le prime notizie che noi abbiamo di un uso, diciamo, per l'intrattenimento e per la vita sociale di queste aree viene da Costo, insomma, da Fugilozzo, e quindi si riferisce ad un'epoca che più o meno, insomma, se ricordo bene, sono gli anni 70, gli anni 80 del 500. E lì abbiamo le prime testimonianze appunto anche di un uso della musica sull'acqua, cioè di un uso della musica sulle barche, che è una musica che è in realtà proprio la musica delle villanelle. Questo uso diventa ancora più importante a partire dal Seicento, dove gli Spassi di Posillipo diventano l'intrattenimento forse più noto, un elemento fortemente anche identitario, no? della città e del suo modo di presentarsi in qualche maniera agli occhi del mondo. Ed in questo naturalmente tutti quanti i miti fondativi della città, a cominciare naturalmente dalla sirena Partenope, no? che è un mito acquatico e musicale al tempo stesso, trovano, diciamo, una loro collocazione. Dell'uso di villanelle, di aree, insomma, del repertorio di cui stiamo parlando all'interno a Posillipo, insomma, negli Spassi e sulle barche, abbiamo tutta quanta una serie di testimonianze proprio dalle fonti, in realtà, insomma, dal repertorio a stampa. Ci sono proprio delle raccolte che sono intitolate, dedicate, diciamo, a queste circostanze. Una su tutte sono l'antologia delle creazioni di Posillipo, che in realtà sono opera di un musicista di passaggio a Napoli, che è una specie di, se vogliamo, di campionario, diciamo, di musica giocosa, insomma, dei generi leggeri di fine Cinquecento in qualche maniera, perché ci sono canzonette sul plurilinguismo, insomma, di ogni tipo, naturalmente, bergamasche, tedesche, e poi ci sono elementi fortemente partenopei, diciamo, di omaggio in qualche maniera di colore locale, per cui ci sono maschere, sono presenti, insomma, da Pantalone naturalmente alla forse più famosa maschera napoletana del tempo, che è Pascariello, e i riferimenti, diciamo, alle tinte, al colore locale, appunto, è in Pascariello e anche nel riferimento al Colascione. Un'altra raccolta è quella di Crescenzo Salsilli, che si intitola La Sirena, e che ha un'articolazione simile, insomma, sono delle canzoni sull'acqua in qualche maniera, che fanno da cornice al cantonario complessivo poi della poesia giocosa per musica di questo periodo.
Ecco, grazie. Adesso mi aggancio proprio al termine poesia che hai appena menzionato per ritornare velocemente al madrigale dopo questo excursus verso una dimensione pubblica della canzonetta e della villanella, molto pubblica nella festa e di nuovo nel dialogo con l'ambiente di corte. Torniamo alla piccola corte, torniamo al consumo del madrigale per due parole sui testi perché naturalmente sono assolutamente centrali nel mondo del madrigale e tu Paolo metti in bella evidenza proprio un passaggio abbastanza fondamentale nella scelta dei testi rispetto al madrigale napoletano del periodo di cui ti sei occupato. Puoi Sì, dire cose su questo? sì, il dato interessante che viene fuori è proprio la comprensione come la fine degli anni Ottanta rappresenti per Napoli e per il madrigale, per il genere del madrigale, un vero e proprio punto di svolta. E i testi partecipano a questa svolta, nella misura in cui si passa da una preferenza di una poesia più alta, come quella di Petrarca, Ariosto, eccetera, ad un utilizzo di fonti letterarie tratte da Torquato Tasso. Questa scelta produce ovviamente anche un cambiamento dal punto di vista musicale, perché i testi così pieni di Tasso, così pieni di contrasti, di ossimori, producono poi anche quei famosi madrigalismi ossimori che si basano appunto proprio sulla figura dell'ossimoro, questa descrizione musicale sempre più colorita. E quindi mi riallaccio di nuovo al cromatismo di cui si parlava precedentemente. Inoltre gli anni 80 rappresentano, la fine degli anni 80 e soprattutto gli anni 90 rappresentano anche un altro momento di svolta, cioè a Napoli il madrigale favorisce la nascita e la fioritura, possiamo dire, di una stampa musicale. È interessante vedere come tutti questi cambiamenti coincidano esattamente proprio nel passaggio dagli anni 80 agli anni 90. In più, riallacciandomi brevemente a quanto detto precedentemente, cioè a questa Napoli, ed è questa la parte più bella forse di questa discussione, per me uno degli aspetti più interessanti, è proprio Napoli che accoglie i linguaggi diciamo italiani, se così possiamo dire, e non solo internazionali, mi riferisco anche al contrappunto fiammingo, e non li accoglie soltanto attraverso la figura, ripeto, importantissima di Gesualdo da Venosa, ma anche attraverso altre figure che influenzano la scrittura, potremmo dire così tra virgolette, napoletana. Pietro Vinci, per esempio, porta a Napoli, come ho detto prima, anche la scrittura di Cipriano d'Erore. Quindi, tornando al quesito, il cambiamento dei testi così evidente è sicuramente specchio di una comprensione e di un cambiamento anche dal punto di vista della scrittura musicale. Ed è questo, secondo me, la riflessione che potrebbe condurre a successivi studi. Ecco, grazie Paolo e a questo punto noi stiamo andando verso la conclusione del nostro incontro. Ridarei la parola ad Alberto Mammarella per chiudere ancora con la musica che noi poi chiamiamo sacra, c'è anche da discutere forse questa etichetta, ma è utile per capirsi bene. Anche perché in fondo proprio la musica sacra è assolutamente pervasiva, è quotidiana, è in tutti i contesti della vita dell'epoca, direi. Quindi mi è molto difficile però chiederti qualche cosa di specifico conclusivo perché il saggio è talmente ampio e i rivoli sono talmente tanti, per cui ti chiederei in realtà di concludere con una cosa che a me ha colpito molto, che è all'inizio del tuo saggio e che forse può colpire anche chi ci ascolta e chi ci vede, ovvero brevemente la storia di Fra Ludovico, da cui tu parti per poi dipanare tutto questo ampissimo discorso. Ce la puoi raccontare? Ci puoi dire perché è stata così importante da sceglierla come punto di attacco del tuo grandissimo excursus? La storia di Fra Ludovico per me è stata
centrale e anche come scelta strategica per inquadrare la struttura del mio saggio, perché mi permetteva di focalizzare l'attenzione su una serie di problemi, un'istituzione, un ecclesiastico, un processo di stregoneria, la scoperta di musica non napoletana a Napoli a fine Cinquecento, in particolare musica veneziana, ma non solo veneziana, musica fiamminga passata da Venezia, e quindi iniziare a parlare di una serie di elementi che poi verranno sviluppati successivamente. Comunque, in soldoni la questione è questa. Siamo nell'ultimo decennio del Cinquecento, muore il marito di Ponzia Carafa, donna pia e devotissima, e la signora nel risistemare la casa scopre un libro di stregoneria del marito. Naturalmente immaginando subito le possibili conseguenze del ritrovamento di un simile volume personale, prende lo chiude in un pacchetto e lo va a portare a Santa Maria la Nova, che era un centro importantissimo al tempo musicale. Fratacchione riceve il volume, rassicura la donna che sarà immediatamente bruciato, ma si informa su realmente cosa facesse il marito di questa donna. La signora spiega un po' per quanto di sua conoscenza le pratiche del marito, e il frate raccoglie il volume rassicurato. Fra Ludovico Di Lauro evidentemente non consegna al suo superiore questo volume, lo comincia a studiare, scopre che c'è la possibilità di, organizzando un apposito altarino fatto di croci, una palla d'acqua con dell'acqua, dei santi e quant'altro, oggetti che si recuperano molto facilmente in un monastero o in un convento, e si diletta, comincia a sperimentare questa cosa. Forse qualche luce accesa in un momento inopportuno, qualche parola di troppo con i confratelli, sta di fatto che il superiore di Santa Maria la Nova ordina dà notizie ai suoi superiori, c'è un'immediata ispezione chiaramente accurata della sua cella, addirittura si racconta che negli atti chiaramente del processo per stregoneria si racconta che nel manicone del frate fossero state trovate un numero altissimo di carte musicali, oltre al libri vari. Beh, la cosa più interessante di questo processo è che ci dà notizia di, a parte composizioni sue, di sua madre, ma soprattutto musica del Divino Cipriano, di cui si parlava prima in ambito profano. Qui parliamo di mottetti e produzione sacra, di Ville, di Meldert, per cui, oltre ad Animuccia, il che vuol dire che siamo certi che negli anni, nella seconda, diciamo tra il 1595 e il 98, quel tipo di repertorio veneziano, probabilmente anche policorale, per i frammenti che ci sono stati, veniva eseguito quotidianamente a Napoli. E avere la pratica del repertorio policorale, o comunque di un repertorio polifonico non di stampo romano, Animuccia sì, ma di stampo prettamente veneziano, vuol dire un fortissimo elemento di contaminazione, soprattutto di collegamento, e questo mi ha fatto poi formulare tutta una serie di ipotesi sui collegamenti. Non dimentichiamo l'Ottina di San Biagio, dove c'erano i librari, cioè il posto fisico dove ci si recava per far stampare a Venezia musica napoletana e vendere a Napoli musica chiaramente veneziana. Si parla di quella pianura liquida che è il mare, ma il canale degli stampatori nell'Ottina di San Biagio evidentemente è fondamentale. E questa figura di questo monaco, tra l'altro, tutto mi ha fatto riflettere su cosa si facesse realmente, e quindi interrogarmi e interrogare chiaramente i testimoni superstiti per quanto riguarda le pratiche che si mostrano a livelli diversi, nel senso bisogna distinguere una quotidianità che è molto semplice, tra virgolette ordinaria, fatta di canto piano, fatto di polifonia, se semplicemente in stile osservato, e invece di una polifonia di occasione, se vogliamo, per le tante feste, processioni, c'è una quantità vero enorme di occasioni liturgiche, però a livello alto, ovvero con presenza di strumenti che per esempio fa distinguere la forma tipica, la più grande, la più frequentata di questo periodo, che è il mottetto, lo fa distinguere in diversi livelli, ovvero il mottetto osservato o in stile chiaramente alla palestrina, un mottetto in stile concertato che in modo fantastico lo abbiamo presente nello stesso anno in cui
Alessandro Grandi stampa il suo primo libro, chiaramente di mottetti a 2 o 3 voci, e siamo grosso modo negli anni 11-12 del 1600, con gli esiti che sono il mottettone alla napoletana, ovvero la teatralizzazione della Chiesa con il melodramma che entra in chiesa, diciamo l'ultima spiaggia del castrato, un modo per adattare, chiaramente per continuare ad attirare pubblico, per rendere piacevole, più fruibili le stesse cerimonie, renderle funzionali alla presenza del vicario e quant'altro, e quindi una contaminazione larghissima di forme e generi che significano continuamente. Sicuramente, tra l'altro, grazie Alberto, tra l'altro noi, e con questo concludiamo, noi leggiamo tutta questa storia sapendo già come va a finire in qualche maniera, quindi è anche molto interessante, per me è stato almeno molto interessante leggendo i saggi, vedere come tutti questi rivoli portano poi in situazioni che conosciamo forse anche un pochino meglio, ma che sono poi la grandissima tradizione napoletana successiva. Quello di cui stava parlando Alberto, per esempio, a me ha richiamato poi moltissimo fenomeno noto che ho avuto modo anche di affrontare personalmente, la persistenza della categoria napoletano come sinonimo di grandioso, di qualità eccellente nelle cappelle musicali boeme fino dentro il Settecento, abbondantemente anche oltre la metà del Settecento, dove ancora per le occasioni solenni si tirano fuori i grandi maestri napoletani, magari riorchestrati con qualche ritocco, con qualche aria cambiata, ma quello è l'asse portante della solennità sacra anche a livello europeo, e parliamo di 1760-70 anche, quindi sono percorsi proprio di lungo periodo. Penso che abbiamo illuminato alcune delle tematiche, pochissime rispetto a tutto quello che c'è nei vostri densissimi saggi, e con questo credo che possiamo chiudere il nostro incontro nella speranza di aver suscitato molte curiosità rispetto al volume, al nostro lavoro musicologico, e anche dimostrando forse anche come sono tante le fonti, i tipi di fonti, le considerazioni che si devono fare. La storia di Fra Ludovico è anche emblematica per il fatto che la ricerca musicologica si nutre in realtà di uno spettro amplissimo di fonti, dove il lavoro tecnico sulle partiture si incrocia continuamente con quello storico in senso più lato, ed è anche forse quello che rende così divertente e affascinante il nostro lavoro. Grazie a tutti e grazie anche al nostro pubblico.